Riparte anche il campionato di Serie C femminile, riparte con rinnovate ambizioni per il Padova di mister Fabio Di Stasio, che si presenta all'appuntamento casalingo contro l'Unterland Amen, forte di un ottimo turno preliminare di Coppa Italia. Infatti il Padova è riuscito a passare il raggruppamento grazie a 2 vittorie, un pareggio e nessun gol subito. Padova che vuole recitare un ruolo da protagonista in questo campionato di Serie C. C'è subito un'occasione che capita sui piedi di Costantini, anticipata all'ultimo dal portiere. Questo è già uno scontro tra due squadre che ambiscono alla vittoria del campionato. Il Padova lo gioca molto bene nonostante un campo reso viscido dalla pioggia che non ha dato tregua nemmeno per un attimo alle giocatrici. Nel primo tempo non succede tantissimo, qua è brava Polonio a sventare un calcio di punizione, si fa anche male il portiere biancoscudato, uno dei nuovi acquisti, ma resta in campo. Un po' più vivace il secondo tempo, dove il Padova colleziona qualche occasione per poter far male. Qua il colpo di testa di Fabruccio è un po' debole. Si difende anche bene la formazione di Stasio. Guardate come chiude bene la propria area di rigore, costringe l'Underland Damen a queste conclusioni dalla distanza che si rivelano però velleitarie. Nella metà della seconda frazione arriva il momento di massimo sforzo per il Padova. Qua c'è questo tiro cross di Stefanello parato in 2 tempi dal portiere, poi calcio di punizione in aria, si accende una piccola mischia, un batti e ribatti che alla fine porta al tiro di Margherita Zanon, un'altra delle nuove acquisti, però la sua conclusione è un po' centrale. Para in 2 tempi il portiere, così l'occasione migliore di tutte arriva dopo la mezz'ora del secondo tempo. Questo cross di Sara Midei, bravissima Stefanello a anticipare anche il portiere. Il suo tiro sembra botta sicura, ma viene salvato proprio sulla linea da un difensore altoatesino, e così nonostante i 3 minuti di recupero finisce 0-0 la prima partita del campionato di Serie C tra Padova e Unterland Amen. Buona comunque la prestazione delle ragazze di Di Stasio, che cercheranno di cogliere i primi 3 punti la settimana prossima in casa della SPAL.